Sono stato altro ieri è arrivato qua, poi ho cominciato ieri 5-6 cantine visitato. Sono assaggiato i vini friulani, i vini bianchi soprattutto, poi altri vini rossi. Secondo me è meglio vini bianchi, forse i consumatori coreani piacciono, perché l'Ibola gialla, per esempio l'Ibola gialla è profumo molto elegante, anche gusto fresco. Secondo me abbinare di cucina coreana meglio l'Ibola gialla. Quindi i vini bianchi, adesso loro sanno, i consumatori conoscono Pinot Grigio, invece l'Ibola gialla presentare lì in Corea, secondo me succederà, i consumatori compreranno l'Ibola gialla, perché i vini italiani ancora i consumatori conoscono i vini rossi quasi 80%, quasi conoscono di più, perché è presentato prima Chianti Classico, poi i vini piemontesi, Barolo Barbaresco. Invece i consumatori adesso man mano più intelligente, cambiano idea. Quindi meglio la bere non è così forte, è leggero, poi accompagnare meglio la piatti cucina italiana, anche cucina coreana. Quindi secondo me era vini bianchi friulani e avete fate pubblicità anche in Corea, meglio. Quindi sto aspettando ottobre, la fanno loro con laboratorio ICE di Seoul, poi di presentare i vini bianchi, sono aspettando anche nostra rivista. Cucina coreana, loro mangiano percentuali più di verdure, no? Verdure tipo saltati, oppure il condimento molto forte non va bene, invece adesso li cambiano un po' menu più leggero per il mangiare. Perché i coreani pensano adesso prima benessere, salute. Quindi da bere meglio non è birra, altri nostra liquore, meglio bere lì con i vini. Quindi nostra cucina carne anche sul griglia, anche sul pesce, con accompagnare meglio i vini bianchi, anche vini sfumanti. Perché c'è un CO2, meglio pulire la bocca, per esempio mangiare sul grill le carne. Noi soprattutto i coreani piacciono le carni di maiale, griglia, quello è un po' grasso, la parte mente più è carne di vitello, no? Quindi la grasso, si pulire meglio la CO2, quindi meglio spumanti, anche ieri ho assaggiato l'Ibola gialla con spumanti, questo anche è perfetto secondo me.